Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Tragedia a Corleone, uccide la figlia disabile e si suicida. La donna pochi mesi fa aveva perso il marito. Mattarella, la cerimonia di chiusura di Palermo, capitale della cultura. I volontari sono veri e propri patrioti, patrimonio impressionante. Flop test di medicina, in arrivo una valanga di ricorsi anche in Sicilia. Gli studenti bocciati criticano il semestre di prova e sono pronti alla battaglia legale. Crisi idrica, situazione fuori controllo ad Agrigento. La rete Colabrodo continua a far disperdere l'acqua che invade strade e ingressi di alcune abitazioni. Stupro di gruppo a Trapani, chiesti 10 anni di carcere per il campione olimpico Pizzolato, stessa richiesta per gli altri 3 imputati. A Messina, un congresso, devo campare, dalle intercettazioni emergono le trattative, le richieste di denaro alle case farmaceutiche di Dalcontres, finito ai domiciliari. Calcio, Serie C, il Catania batte il Crotone e consolida la vetta della classifica, gruppo compatto, pochi rischi e numeri incredibili nonostante le assenze. In Serie B esame di maturità per il Palermo che domani rende visita all'Empoli. Rosanero a caccia della vittoria per fare il salto di qualità anche in classifica. Bentrovati, dramma della solitudine a Corleone, una donna di 78 anni ha ucciso la figlia disabile di 47 anni affetta da una grave forma di autismo e si è suicidata, avrebbe strangolato la figlia. 8 mesi fa la donna aveva perso il marito. Tonino De Mano. Ha ucciso la figlia disabile per poi togliersi la vita impiccandosi in casa. Un dramma familiare ha scosso la comunità di Corleone per una tragedia avvenuta in un'abitazione del centro storico. Sul posto, sollecitati da alcuni vicini di casa, sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che si sono trovati davanti ad una scena agghiacciante con i 2 cadaveri poco distanti l'uno dall'altro. La donna, raccontano in paese, 8 mesi fa aveva perso il marito, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi, e da allora si era ritrovata da sola a gestire la figlia disabile, un peso che probabilmente non è più riuscita a sostenere. La notizia si è subito diffusa in paese, lasciando attonita l'intera comunità per un dramma della solitudine che si porta dietro un carico di dolore e tristezza. È grande commozione anche a Corleone perché la famiglia della donna era conosciuta proprio per la bontà d'animo. Cambiamo argomento, i volontari sono dei veri patrioti, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in occasione della cerimonia di chiusura di Palermo, capitale italiana del volontariato, andato in scena al Teatro Massimo. Il Presidente Mattarella è stato accolto con un lunghissimo applauso. Marco Gullà. Terzo settore tra i motori d'Italia, la conferma arriva da Palermo che oggi al Teatro Massimo ha celebrato la cerimonia di chiusura dell'anno come capitale italiana del volontariato. L'iniziativa si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto con un lungo applauso al suo ingresso in teatro. Secondo i dati Istat più recenti, i volontari e le volontarie sono il 9,1% della popolazione, pari a circa 4,7 milioni di persone. Lo ha sottolineato con orgoglio il Presidente Mattarella. Rappresenta un patrimonio impressionante, un patrimonio basato sulla gratuità, un impegno sia organizzato sia individuale che riflette una comunità non ripiegata su se stessa, ma che sviluppa e pone in pratica valori di coesione sociale. Il volontariato è un motore di ricerca, di costruzione di rapporti che ampliano e rendono autentico il godimento dei diritti nella società. La nomina di Palermo capitale italiana del volontariato 2025 ha dato vita a un calendario fitto di eventi, laboratori, progetti e incontri che hanno animato la città con uno spirito collettivo rinnovato. Bellissima risposta data da tutta la cittadinanza. Abbiamo tirato fuori tutta una serie di incontri, abbiamo incontrato belle persone, tantissimi giovani. Il Presidente Mattarella in chiusura ha elogiato tutti coloro che fanno volontariato. Le associazioni che si prendono cura anche della natura, dei nostri beni culturali, del nostro ambiente, che curano ferite presenti nella nostra società, che animano periferie e territori in preda allo sconforto dell'abbandono. Veri e propri patrioti.
Si profila una class action da parte del gran numero di studenti bocciati ai test di medicina per lo studio legale. Ci sono profili di incostituzionalità della riforma, violata la privacy. Sentiamo Lorena Dolci. Le chiamate dalla Sicilia sono tantissime per l'adesione al ricorso CEDS, per l'adesione al maxi ricorso UDU. Sono una valanga i ricorsi da tutta Italia contro il flop dei test per l'accesso alla facoltà di medicina, superati da circa il 12% dei partecipanti, dato siciliano in linea col resto d'Italia. Una vera e propria class action da parte dei tanti studenti che hanno seguito il semestre filtro per l'accesso in medicina, che alla fine però non hanno superato con il punteggio di 18 le 3 prove di biologia, chimica e fisica. Questi dati negli atenei di Palermo e Catania. Noi chiediamo l'ingresso in sovrannumero e in prima sede. Questi ragazzi stavano dentro, quindi sono mesi che stanno dentro all'università e devono proseguire a studiare medicina, odontoiatria, perché noi vogliamo tutelare il loro diritto allo studio con una legge che oggi sul semestre filtro è completamente incostituzionale. Il vizio principale è la violazione dell'anonimato. I ragazzi si trovano con 4 tagliandini uguali con dei codici alfanumerici, con la commissione che passa tra i banchi può vedere questi codici alfanumerici. Al di là dell'esito del ricorso, resta la polemica sull'organizzazione del semestre di prova introdotto con la riforma Bernini. Studenti e anche tanti docenti criticano i programmi eccessivi rispetto al tempo, un risultato che rischia di avere conseguenze sull'intero sistema sanitario. Se al secondo appello non ci sarà una rimonta, il numero di studenti ammessi a medicina potrebbe essere inferiore ai posti disponibili. Agrigento alle prese con l'ennesima emergenza idrica, strade trasformate in veri e propri flussi d'acqua e una rete ormai ridotta a un colabrodo. In via Verdi a San Leone nuove perdite mandano in tilt traffico e residenti. La situazione è davvero fuori controllo. Davide Sardo. Immagini che parlano da sole. Agrigento fa i conti ancora una volta con una rete idrica che è ormai un colabrodo. L'emergenza di oggi è in via Giuseppe Verdi, traversa di via Manzoni. La strada è invasa dall'acqua, marciapiedi, muri, ingressi delle abitazioni, tutto è completamente bagnato. Dal sottosuolo esce un flusso continuo che scende per tutta la via e finisce su via Manzoni, una delle zone più trafficate della città. La scena è chiara. Non è un semplice guasto, non è un episodio isolato, è l'ennesima dimostrazione di un sistema che non regge più, un problema che si ripete ovunque, che trasforma le strade in percorsi a rischio. L'acqua scorre senza sosta, litri e litri sprecati, ma soprattutto un pericolo, pedoni costretti a camminare tra pozzanghere e asfalto scivoloso, automobilisti che devono evitare tratti ormai impraticabili. E non finisce qui, un'altra perdita viene segnalata a San Leone in via Caterina d'Altavilla. I residenti, esasperati, filmano tutto e denunciano la situazione. Acqua che emerge dal terreno e invade la strada mentre nessuno interviene. È l'immagine di una città che vede andare in fumo una risorsa preziosa. Una città che osserva, impotente, la propria rete idrica cedere pezzo dopo pezzo. Un colabrodo che trascina con sé sicurezza, decoro e fiducia. Agrigento, ancora una volta, è sommersa da acqua che scorre dove non dovrebbe e da problemi che sembrano non fermarsi mai. Turista violentata a Trapani nel luglio del 2022. I PM chiedono 40 anni di carcere in totale per la procura. I 4 imputati, e tra loro c'è anche l'atleta Nino Pizzolato, vanno condannati. Laura Spanò. 40 anni di carcere, 10 anni ciascuno per i 4 imputati, tra cui il pluriolimpionico Nino Pizzolato, atleta delle Fiamme Oro originario di Sala Paruto, e con lui gli agrigentini Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi, e la richiesta dei PM Andrea Taronda e Giulia Sbocchia alla fine della loro requisitoria al processo legato alla violenza sessuale subita nel luglio del 2022 a Trapani da una turista finlandese. Alla richiesta è stata applicata l'aggravante della violenza compiuta da più persone. Davanti al tribunale i
PM hanno ribadito di non avere creduto alla storia degli imputati, che si erano difesi dicendo che la donna ha gestito l'evolversi di quella serata dalla discoteca sino alla stanza di un B&B. Per l'accusa invece il racconto della vittima è stato dettagliato e veritiero, definendo inventato quello degli imputati. Le difese dei 4 uomini nelle ultime udienze avevano prodotto un video estratto dal cellulare di Davide Lupo, che a loro dire provava invece la consapevole partecipazione della donna ai rapporti sessuali, ma i PM nel corso della requisitoria hanno sostenuto l'opposto e che in quelle immagini si vede altro, nessuna consapevole partecipazione. La finlandese, costituitasi parte civile, sentita in aula con le sue amiche, aveva riferito a ben altre circostanze di essersi fatta accompagnare nel suo albergo quando, ripresi i sensi, si ritrovò nel bel mezzo di quella che era una violenza di gruppo. Dalle intercettazioni nell'ambito dell'indagine che ha portato all'arresto dell'ex primario Francesco Stagno dal Contres del Policlinico di Messina è emerso il modus operandi per reperire fondi per il congresso che ha organizzato. Francesco Triolo. Il telefonino sotto controllo, microspie nel reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Messina e anche in auto. Le orecchie degli investigatori hanno ascoltato e poi rendicontato tutte le trattative dell'ex primario Francesco Stagno dal Contres con le aziende farmaceutiche di prodotti medicali per quelli che considerava contributi al congresso del SICPRE che si è tenuto ad ottobre 2024 a Giardini Naxos. Dal Contrex, ex parlamentare per 4 legislature, molto noto a Messina, e ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che ha complessivamente 31 persone indagate. Così le intercettazioni il 29 agosto 2024 hanno carpito come una sponsorizzazione da 1.000 euro era considerata da pidocchiosi, come l'ha definita dal Contres, pronta a cacciare dal reparto la responsabile della Kir Medical. Qui non entra più, non le ordino più nulla, ha detto, una frase che il professore ha condiviso con Francesca Melita, capo della sala operatoria della chirurgia plastica del Policlinico, addetta a predisporre gli ordini dei prodotti medicali per il reparto. Ho un congresso, io devo campare, voi capite, ha detto il primario riguardo la necessità di ordinare prodotti dalle aziende sponsor. Melita, scrive il GIP, reagisce esprimendo la piena consapevolezza della illiceità del loro agire, prospettando il rischio di un processo penale per la procedura adottata. Melita consiglia di non ritirare l'ordine per evitare sospetti e di far passare la richiesta come un acquisto diretto, eludendo di fatto la gara d'appalto. Secondo quanto stimato dagli investigatori, l'ammontare complessivo delle somme incassate per il congresso si aggira sui 700.000 euro. Dai documenti inoltre è emersa la sistematica falsificazione, scrive ancora il GIP, della presenza in servizio del professore Stagno dal Contres al Policlinico, in coincidenza con le operazioni che eseguiva in una clinica privata di Ortoliuzzo e anche al congresso stesso del SICPRE a Giardini Naxos. Il gruppo del Tribunale di Siracusa ha assolto, perché il fatto non sussiste, Don Salvatore Cunzolo, ex cappellano militare, che era accusato di violenza sessuale nei confronti di un minorenne. La procura, al termine della requisitoria, aveva chiesto l'assoluzione per via della natura contraddittoria delle dichiarazioni del giovane, con una ricostruzione dei fatti spesso discordante. E adesso a Catania, sacchetto selvaggio colpisce duro nella zona dell'aeroporto. Vi proponiamo l'indecoroso stato di via San Francesco l'Arena, dove la strada è trasformata in una mega discarica. Tonino De Mano. Montagne di spazzatura a pochi passi dall'aeroporto di Catania e a pochi metri dai lidi della playa. L'ennesima cartolina di ordinario degrado arriva da San Francesco l'Arena, dove la strada che vedete è trasformata in una discarica a cielo aperto. Materiali di ogni tipo, dai materassi ai sanitari in disuso, dalla plastica agli scarti edili, vengono depositati per terra. Da queste parti Sacchetto Selvaggio colpisce con sconcertante facilità. A volte è difficile persino farsi largo tra i rifiuti per accedere nelle proprie residenze. È più che una pattumiera, è un'indecenza, è una discarica pubblica a cielo aperto e questo non è degno della storia della città di Catania. Non le manda a dire Pippo D'Urso Somma, secondo cui la raccolta differenziata a Catania sarebbe stata soltanto un flop. Noi siamo quelli che pagano di più per avere il servizio peggiore. Rimettiamo i cassonetti, non ce la facciamo, perché con i cassonetti si mette tutto là dentro. Sono tanti i messaggi inviati alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005, ma più che segnalazioni sono disperate richieste di aiuto o di intervento. Adesso una breve pausa, tra poco.
riapre al pubblico Case Montana, l'antica casa rurale del Settecento che domina il giardino della Colimbetra nella Valle dei Templi di Agrigento. Sentiamo Davide Sardo. Rinasce un pezzo d'anima della Valle dei Templi. Dopo un lungo e accurato restauro, il FAI riapre al pubblico Case Montana. L'antica casa rurale che dal Settecento veglia sul giardino della Colimbetra e sul Tempio dei Dioscuri. Un luogo simbolo che oggi torna a vivere e a raccontare secoli di storia, lavoro e bellezza. A mio avviso veramente luminoso, diciamo, di quello che io credo che sia il futuro anche per la cultura, che è l'alleanza tra il pubblico e il privato. L'edificio acquistato dal FAI nel 2018 è stato recuperato nel pieno rispetto dei materiali originari, soffitti in cannucciato, intonaci in calce, infissi in legno, maioliche dipinte. Un cantiere che anche ricerca. 2 campagne di scavi hanno rivelato nuovi elementi sul passato rurale e archeologico della valle. Se gli dei dell'Olimpo abitavano nei templi, ci volevano anche delle case per quei contadini che nei secoli hanno gestito quel paesaggio agricolo storico meraviglioso. Case Montana è l'unica sopravvissuta di queste misere, semplici, povere case, nella quale racconteremo la storia di queste generazioni e generazioni di siciliani che hanno creato quel paradiso terrestre. Il progetto coinvolge anche Dolce & Gabbana, che firma la pavimentazione artistica del video racconto e sostiene l'installazione del nuovo furgone ristoro decorato come un tradizionale carretto siciliano pronto ad offrire agrumi e prodotti del territorio. E parliamo del Punto, la trasmissione che come ogni sabato andrà in onda subito dopo questo nostro telegiornale. Con noi ci ha raggiunto in studio Luca Ciliberti, parlerete di tantissime cose al Punto. Un argomento già è quello di oggi, è stato sollevato anche dai TG, la Corte dei Conti diciamo che vuole chiarimenti sul piano dei rifiuti della Regione, sul quale Schifani si sta spendendo moltissimo, i termovalorizzatori, diciamo, quindi la scontro anche con le opposizioni contro gli ambientalisti, cercheremo di capire cosa c'è, ma parleremo anche della manovra che andrà in aula proprio la prossima settimana, la manovra finanziaria, dopo l'esito della Commissione Bilancio. Vedremo e spiegheremo ai nostri telespettatori cosa c'è anche di utile per i cittadini, perché poi noi parliamo sempre della politica, però insomma la politica deve fare qualcosa per i cittadini, quindi vedremo cosa è stato fatto e cosa si farà in questa manovra finanziaria. Tra gli ospiti ci sarà, lo abbiamo avuto la settimana scorsa, ma è voluto ritornare con noi Rosario Crocetta, questa volta in studio, quindi vulcanico, personaggio incredibile, infatti vedremo come dovremo contenerlo. Poi c'è un altro personaggio, all'inizio della trasmissione, vi consiglio di non perderlo, è Silvana Grasso, la scrittrice inserita diciamo ex assessore al Comune di Catania, insomma è stato il suo nome, è stato in ballo alle ultime regionali come candidato presidente, una donna, ha tantissime cose da dire, lo farà a modo suo, quindi non perdetevela proprio all'inizio della trasmissione nella parte che noi chiamiamo l'opinione, quindi si dà l'opinione di Silvana Grasso. Poi tanti ospiti, c'è il Presidente della Commissione Bilancio Dario Daidona, tanti politici, giornalisti, insomma chi più ne ha più ne metta, sempre al punto, siamo pronti per affrontare il dibattito. Grazie Luca, come sempre argomenti interessanti e curiosi da ascoltare, così come i tuoi ospiti. Ci fermiamo per qualche istante e poi la pagina ampia dedicata al calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania batte il Crotone e consolida la vetta della classifica, gruppo compatto, pochi rischi e numeri incredibili nonostante le assenze. Marco Carli. Il calcio regala emozioni e i tifosi del Catania lo sanno bene, per il passato e per un presente che racconta di successi e ambizione. Il calcio propone prestazioni come quella del Catania con il Crotone, quasi perfetta nonostante le tante assenze, con interpreti come Quaini e Casasola sugli scudi, ma con un gruppo che esalta le individualità. 2-0 con un solo vero rischio subito. Il calcio lo spiegano i numeri e quelli del Catania al Massimino sono impressionanti: 25 punti su 27 disponibili, 0 gol subiti in stagione e imbattibilità interna di Dini che sale a 810 minuti. Sono 20 i gol fatti in casa. Noi dobbiamo essere tutti consapevoli del campionato che stiamo affrontando, delle difficoltà che ti offre questo campionato, dei numeri che sta facendo questa squadra e ripeto, devo fare dei complimenti incredibili a questi ragazzi perché sono straordinari.
La partita la sblocca il primo gol di Corbari in campionato, meritato, voluto, semplice in questo caso, ma vale il senso della posizione per essere al posto giusto e mettere in rete. Partita in discesa, pochi rischi come detto, e nella ripresa il gol del bomber Lunetta dopo una bella azione che parte da Casasola e passa per D'Ausilio. Per il Jolly rossazzurro è il ritorno al gol dopo quasi 2 mesi. Diciamo che era da un po' che non segnavo e sentivo un po' questa esigenza di segnare, però ero anche tranquillo perché avevo sempre avuto occasioni in tutte le partite, quindi sapevo che stavo lavorando bene e che il gol sarebbe arrivato prima o poi. E domani alle 17:15 il Palermo sarà impegnato al Castellani contro l'Empoli. I rosanero sono a caccia della vittoria che possa far fare il salto di qualità anche in classifica. Marco Gullà. La vittoria contro la Canarese ha spazzato via i nuvoloni di crisi? Il Palermo può ancora puntare alla promozione diretta? Domande che potrebbero avere una risposta domani al Castellani. Rosanero che affrontano un Empoli in forma. 3 vittorie consecutive hanno permesso ai toscani di riaffacciarsi nella classifica che conta. E poi c'è l'ex Dionisi in panchina, voglioso di riscatto. Ad Empoli il Palermo non ha più alibi. Se i siciliani vorranno cambiare abito e indossare lo smoking, dovranno necessariamente fare punti. Rosanero che devono però fare i conti con una tradizione negativa allo stadio Castellani. Nei 13 precedenti tra Empoli e Palermo in Toscana i siciliani hanno vinto una sola volta a fronte di 7 successi degli azzurri. I pareggi sono in tutto 5. Molte di queste sfide si sono giocate in Serie B. Inzaghi dovrebbe ancora una volta lasciare Brunori in panchina, ormai è un caso. Poi Giampaolo sarà supportato verosimilmente da Palumbo e Basic. Gomez e Giasi tornano tra i convocati ma partiranno dalla panchina. Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Ranocchi e Segre. In difesa non cambia nulla: Beresischi, Bani e Ceccaroni. Dionisi non si è lasciato bene con la società rosanero e anche con i tifosi, ma se il Palermo l'anno scorso ha fallito, di certo la colpa non è stata solo sua. Spareggio salvezza oggi al De Simone tra Siracusa e Foggia. Il Trapani è impegnato invece domani pomeriggio nella difficile trasferta di Salerno. Sergio Colosi. Al De Simone tra Siracusa e Foggia si gioca oggi per evitare l'ultimo posto. Cercano riscatto gli azzurri sconfitti dai giovani dell'Atalanta dopo 3 risultati utili consecutivi. Pugliesi con il successo sul Cosenza tornati in corsa nel momento più buio. Turati a rischio esonero con 11 sconfitte in 16 gare avrebbe fatto volentieri a meno delle squalifiche di Puzzone e Molina. A destra il rientrante Zanini, manca invece un sostituto naturale della prima punta. Assenti anche gli infortunati Bonucci, Catena, Iob e Sciapola, 21 i convocati. Il Trapani prova ad isolarsi concentrandosi sulla trasferta di Salerno. Il campo però rischia di diventare l'ultimo dei pensieri in casa Granata, dove per gennaio sembra esserci area di smobilitazione con riduzione del budget e partenza dei calciatori migliori. Prospettiva aggravata in settimana dalla richiesta della Procura della FIGC di altri 8 punti di penalizzazione per nuove violazioni amministrative. Aronica fa quadrato con la squadra e conferma in linea di massima la formazione che ha pareggiato domenica scorsa contro il Monopoli, con Motoc in difesa e i giovani Marcolini e Podrini a centrocampo. Salernitana scivolata in terza posizione, con una sola vittoria nelle ultime 5 gare, 3 pareggi e la sconfitta pesante di Benevento. Alla Rechi 2 squadre in crisi, che nella riapertura del mercato potrebbero chiudere il passaggio in Campania del capitano del Trapani Carriero. Calcio a 5, vittoria importante per la Meta Catania che batte Pomezia 2-1 al Palacatania. In rete Brunelli e Mario Musumeci. Il successo serve per consolidare il primo posto in classifica. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, vi lascio al punto. A tutti un buon pomeriggio.